A tutti voi buona giornata, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri e per il via libera al nuovo decreto anti-Covid, mentre si tenta ancora di trovare un accordo tra regioni e governo per quanto riguarda i due aspetti fondamentali. Da un lato l'utilizzo del Green Pass, dall'altro il nuovo sistema di colorazioni delle regioni. Intanto in Friuli Venezia Giulia nell'ultima settimana i contagi sono aumentati del 21%, sono più che raddoppiati a livello nazionale. La nostra regione è quarta in Italia per percentuale di ultra sessantenni scoperti dal vaccino anti-Covid, quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nell'ultima settimana i nuovi contagi da coronavirus in Italia sono più che raddoppiati rispetto alla settimana precedente. I ricoveri nelle aree mediche e nelle terapie intensive sono cresciuti rispettivamente del 6 e del 5% in confronto alla settimana precedente. Calano invece del 27% i decessi. È quanto risulta a livello nazionale dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, dal quale emerge anche che il Friuli Venezia Giulia è quarta in Italia, dopo Sicilia, provincia autonoma di Bolzano e Calabria, per percentuale di ultra sessantenni scoperti dal vaccino, il 17,5% rispetto alla media italiana del 12%. La Fondazione Gimbe esprime preoccupazione per gli effetti che la variante Delta potrebbe avere sui quasi 4 milioni di over 60 in Italia non immunizzati. Nella nostra regione i contagi negli ultimi 7 giorni sono aumentati del 21%, mentre la situazione dei ricoveri ospedalieri è stabile, tra le migliori a livello nazionale. Sul fronte vaccinazioni, in Italia il 62,1% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose. In Friuli Venezia Giulia la percentuale scende al 59,2%. Siamo al di sopra della media, invece, per percentuale di cittadini che ha completato il ciclo, 48,8% contro il 47,4%. Il numero di somministrazioni giornaliere in Italia resta stabile a 550.000. Sul fronte del Green Pass, la Fondazione Gimbe sottolinea che in questa fase della pandemia può giocare un ruolo cruciale, è efficace nel limitare la circolazione del virus e permette il rilancio in sicurezza di alcuni settori, ma nel breve termine l'utilizzo della carta verde si scontra con alcuni ostacoli come l'attuale indisponibilità di vaccini e la mancata gratuità dei tamponi in diverse regioni. Quanto al sistema di colorazione dei territori, se governo e regioni intendono abbandonare il parametro dei contagi, afferma il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, servono soglie molto basse per gli indicatori ospedalieri, non oltre il 5% di occupazione per le terapie intensive e il 10% in area medica per rimanere in zona bianca. Se invece l'intenzione è quella di innalzare tali soglie, bisogna mantenere tra i parametri di monitoraggio il numero dei casi per 100.000 abitanti, aumentando l'incidenza settimanale sopra i 50 casi per conservare la zona bianca e definendo un numero standard di tamponi per 100.000 abitanti per evitare comportamenti opportunistici. Un dipendente pubblico ha sottratto attraverso raggiri contabili quasi 80.000 euro a 2 scuole del Friuli occidentale nelle quali lavorava come direttore amministrativo. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Pordenone. L'uomo è stato denunciato per peculato. I soldi che dovevano finire alle scuole dove lavorava se li intascava lui con vari raggiri contabili, ma a scoprirlo è stata la Guardia di Finanza di Pordenone, su indagini delegate dalla Procura, che ha individuato un direttore dei servizi generali amministrativi di 2 istituti scolastici del Friuli occidentale che attraverso la creazione di falsi mandati di pagamento o rimborsi a suo nome, molte volte perfezionati sottraendo e utilizzando il dispositivo firma digitale del dirigente di riferimento, si era appropriato indebitamente di quasi 80.000 euro stanziati dal Ministero dell'Istruzione per il funzionamento dei 2 enti scolastici. Le attività investigative sono state condotte nell'arco di un anno. In una prima fase delle indagini, le Fiamme Gialle di Pordenone hanno riscontrato come negli anni dal 2018 al 2019 il dipendente pubblico avesse fraudolentemente predisposto, presso le 2 scuole nelle quali operava, complessivamente 20 mandati di pagamento a suo favore per circa 48.500 euro, riuscendo a confonderli attraverso false registrazioni nelle scritture contabili degli enti di cui, peraltro, visto il ruolo ricoperto, era il responsabile. Il dipendente infedele è ora indagato per peculato e falsità materiali in atti pubblici, circostanza che lo ha portato a restituire ad uno dei 2 istituti 12.800 euro.
A fronte di tali accertamenti, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per l'importo di 35.700 euro, pari alle restanti sottrazioni nei confronti dell'indagato. Ulteriori approfondimenti, disposti dall'autorità giudiziaria sull'operato del dipendente pubblico, hanno consentito di scoprire altri 13 mandati illeciti predisposti dall'indagato in altre annualità, rideterminando in 79.300 euro la somma complessiva di cui l'uomo si è illecitamente impossessato. Il tutto è stato trasmesso anche alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia per le valutazioni di danno erariale. Un gruppo di 19 ragazzi, molti dei quali minori e con una lunga serie di precedenti di polizia, è stato allontanato dall'area della stazione di Pordenone. Il gruppetto beveva alcolici e ostruiva il passaggio alle persone. Si erano radunati nel vano scale sotterraneo del Parco Candiani a Pordenone, vicino alla stazione ferroviaria, per bere alcolici. È lì che è stato individuato nel pomeriggio di ieri dagli agenti della questura di Pordenone un gruppetto di ragazzi che con sé aveva bottiglie di superalcolici e lattine di birra. I giovani, una vera baby gang, ostruivano quasi completamente l'accesso alle scale e agli ingressi, tanto da rendere difficoltoso il transito alle persone. Gli agenti delle volanti, intervenuti a seguito di segnalazioni, hanno identificato 19 ragazzi, 14 dei quali minorenni, molti dei quali italiani e già noti alla polizia, per furto in abitazione, danneggiamento, lesioni, minacce, resistenza pubblica ufficiale, stupefacenti, violenza privata, violazione di domicilio, armi, ubriachezza molesta, incendio e rissa. Dagli accertamenti è emerso che un sedicenne, appartenente al gruppo, era in possesso di hashish. Per tutti e 19 è stato disposto dal questore Marco Dorisio l'ordine di allontanamento temporaneo dal luogo e una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 a 300 euro. Laddove i giovani dovessero reiterare la condotta, scatterà nei loro confronti il provvedimento di daspo urbano. Al termine dell'attività di controllo, gli agenti hanno invitato i giovani ad allontanarsi, non prima di aver provveduto a ripulire e gettare nel portarifiuti le lattine di birra e le bottiglie di vodka che gli stessi avevano al seguito. L'ufficio immigrazione della questura di Pordenone, inoltre, ha avviato ulteriori accertamenti su un 19enne cittadino egiziano per l'eventuale avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Remanzacco hanno denunciato in stato di libertà per l'ipotesi di reato di maltrattamento di animale un uomo di 60 anni di Pordenone. Aveva lasciato chiuso in un veicolo per l'intero pomeriggio nel parcheggio del parco commerciale Terminal Nord a Udine il proprio cane maltese. L'animale era senza acqua e in precarie condizioni igieniche all'interno di un camper posteggiato al sole. La bestiola è stata sequestrata e affidata per le cure del caso al servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. Il cane è stato reidratato e salvato. La polizia locale di Lignano Sabbiadoro ha un'arma in più per contrastare il fenomeno della guida in stato d'ebbrezza. È un nuovo etilometro di ultima generazione con batteria a lunga tenuta che permetteranno di utilizzarlo durante tutte le uscite di controllo su strada delle pattuglie. Sempre maggiore l'attenzione alla sicurezza in strada a Lignano Sabbiadoro. È arrivato infatti un nuovo etilometro in dotazione agli agenti della polizia locale. L'apparecchiatura è dotata di una batteria a lunga tenuta che consente agli uomini del comandante Alberto Adami di portarlo sempre in pattuglia durante i controlli del territorio. È dotato di tastiera per precisare in maniera ancora migliore le informazioni relative all'accertamento, quindi il nome e il cognome dell'utente controllato, la strada che sta percorrendo, l'operatore di polizia locale che esegue il monitoraggio. Si tratta del secondo etilometro in dotazione che va ad affiancarsi a una macchina che veniva utilizzata ormai da diversi anni e che per questo deve essere sottoposta in maniera continuativa e frequente a revisioni e tarature. Resta attivo infine anche l'autovelox che pure in questa estate sarà utilizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto della località balneare non solo per il controllo della velocità su strada ma anche per il controllo della velocità delle imbarcazioni lungo i canali. Annullato l'air show delle frecce tricolori a Grado, la decisione è stata comunicata dal sindaco. Oggi abbiamo deciso di comune accordo con la prefettura che l'evento Air Show Frecce Tricolori 2021 in programma a Grado il prossimo 28 luglio verrà annullato. Lo ha detto il sindaco Dario Raugna. La decisione, ha spiegato il primo cittadino, si è resa indispensabile a causa di una recrudescenza della
pandemia che impone un atteggiamento più prudente sull'organizzazione di questo tipo di eventi. Potrebbero favorire delle forme incontrollate di assembramento, precisa il sindaco. Anche le altre località interessate dall'esibizione acrobatica delle frecce tricolori, infatti, hanno optato per l'annullamento dell'evento, rafforzando il messaggio di cautela che in questo particolare momento è fondamentale rivolgere alla nostra gente e ai numerosi ospiti presenti sul territorio nazionale. Dunque niente air show delle frecce tricolori a grado il prossimo 28 luglio. Ci fermiamo qui con questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.